Quali sono le caratteristiche, i punti di forza di questa campionaria? Beh, intanto che attira tantissima gente, che abbraccia un territorio straordinario, e la cosa bella è che ogni anno riesce a reggere, riesce a riempire gli stand e soprattutto chi trova soddisfazione anche economica ritorna anche l'anno successivo. Quindi è una bella vetrina, ma anche un momento importante dal punto di vista sociale e riflessivo, perché ti fa parlare con tanta gente, ti fa mettere assieme realtà importanti come la scuola e gli imprenditori, come in questo caso, quindi una fiera che veramente ha una valenza straordinaria. Chiedono naturalmente gli imprenditori da parte loro cosa fa invece le istituzioni, cosa fa la Regione dal punto di vista anche infrastrutturale per agevolare l'impresa e il turismo. Ma guardi, io potrei citare i bandi europei per la destagionalizzazione, per l'ammodernamento degli alberghi, potrei citare le promozioni che facciamo a livello internazionale, la campagna mediatica che è sotto gli occhi di tutti che stiamo facendo a livello internazionale. Però le dico solo che noi, da quando ci sono io, in Veneto da 9 anni non si applicano tasse. Quindi abbiamo 1 miliardo 179 milioni di euro di tasse che non togliamo dalle tasche dei cittadini. È il miglior modo per aiutare il turismo. La fiera di San Donà nasce nella sua dimensione agricola e che poi si arricchisce con le componenti più recenti, quindi l'artigianato, quindi anche l'industria, quindi anche l'enogastronomia, e ultima edizione nell'ambito delle fiere del Piave anche con un'apertura al turismo grazie al supporto della Regione Veneto. Quindi è tante cose la fiera ed è il momento in cui anche ci si allontana dal periodo estivo, da quello del relax e dei tempi più lenti, e si entra in quello della operosità con le scuole che ripartono, le attività sportive, insomma la città si rimette in moto. Cosa pensi della Fiera del Rosario? Hai appena cominciato a guardarla, insomma la prima impressione? Beh, è davvero gigante, cioè, pensavo fosse più piccola, l'ho sempre sentita rinomare da diverse persone, però purtroppo essendo di Padova non sono mai riuscita a venire qui. Dì la verità, vorresti toglierti la fascia per fare la ragazza tra virgolette normale, andare in giostra, prenderti qualcosa da mangiare, vivere la fiera un po' più, diciamo, da ragazza qualunque? Beh, diciamo che quelle giornate mi mancano e non, perché comunque portare questa fascia non è un peso, mi ci trovo molto bene, quindi sì e no, mettiamola così.